essere. Anche il Veneto si è fermato questa mattina per il lutto nazionale proclamato nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte di Genova, bandiere a mezz'asta, il comune di Vicenza presente per le esequie. E dopo il crollo del ponte Morandi cresce la paura dei cittadini per le strutture che mostrano segni del tempo e dell'incuria, viadotti, ponti, gallerie, nostro viaggio sul Fadalto. L'attentato alla sede della Lega di Treviso, le foto dei due ordigni, la Procura di Venezia indaga per strage, intanto al K3 ci si prepara a riprendere la consueta attività. Potrebbe avere frenato improvvisamente notando un finto autovelox a bordo strada, il motociclista di Este morto durante una tragica gita sulle Dolomiti. Litigi continui per la separazione, ieri pomeriggio un 45enne di Chioggia ha puntato una pistola alla tempia della moglie minacciandola, la donna è scappata ed è corsa dalla polizia, ha denunciato. Incendio di un canneto questa mattina a San Giuliano sul bordo della laguna, tante le chiamate ai vigili del fuoco per l'alta colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. Primi rientri dalle vacanze, nuove partenze, giornata di traffico intenso sulle strade del Veneto, particolarmente difficile la situazione in A4 tra Venezia e Trieste con code in entrambe le carreggiate. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali funerali di Stato, questa mattina in corso alla Fiera del Mare a Genova per 18 delle 41 vittime del crollo del ponte Morandi. Applausi per le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno salutato i feretri sui quali sono stati deposti mazzi di rose bianche attorno ai cartellini con i nomi. L'inizio delle esequie annunciato dalle sirene del porto, presente alla cerimonia anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale prima di prendere parte al funerale celebrato dall'Arcivescovo di Genova ha raggiunto il cantiere sotto il ponte Morandi dove proseguono le attività di ricerca dei dispersi e della messa in sicurezza dell'area. La cerimonia è ancora in corso ed anche il Veneto sta partecipando alla giornata di lutto nazionale, bandiere a mezz'asta in molti comuni, la città di Vicenza dove risiedeva una delle vittime, il camionista Vincenzo Licata, originario della Sicilia ma trasferitosi da molti anni con la famiglia nel capoluogo berico. Anche il comune, dicevamo, ha partecipato alle esequie con l'assessore Matteo Celebron. E dopo il crollo del ponte di Genova in tutto il paese ci si interroga sullo stato di manutenzione, di salute di molti manufatti, viadotti, ponti, gallerie. Vediamo nel prossimo servizio il nostro viaggio sul Fadalto. I residenti chiedono attenzione. Sentiamo. Tuttora accadono, difatti si notano anche adesso che si stanno staccando dai viadotto, sono tutti pezzi che si stanno staccando. Cadono ancora pezzi di calcestruzzo dal viadotto dell'A27 del Fadalto, scaglie del peso di parecchi etti. Da San Fris a Longhere i residenti hanno paura. Questo è molto pericoloso, arriva giù, può ammazzare uno tranquillamente, non c'è. Perché all'altezza qua, questo magari è caduto più basso, però se cade dall'alto, ce ne sono qui in alto che stanno cadendo. Non è una novità che cadano pezzi di cemento di queste dimensioni. 1 anno e mezzo fa i frammenti erano anche più grossi, ci dicono gli abitanti. All'epoca la società Autostrade, dopo settimane di cantieri ai piedi dei piloni, aveva effettuato dei lavori di manutenzione, coprendo con cemento nuovo i buchi che mettevano a nudo lo scheletro del manufatto. Lavori necessari ma giudicati insufficienti dai residenti che dopo il crollo del ponte a Genova chiedono più sicurezza. Qui hanno fatto solo rattoppi e verniciato, dicono. Noi vogliamo siano fatti anche dei controlli strutturali, verifiche nell'interesse di tutti, degli automobilisti e di noi che abbiamo le case qui sotto. Di vedere bene che non abbia da succedere come è successo lì a Genova, perché insomma io sono abbastanza con paura, non sono più tranquilla perché come vede sono abbastanza vicino all'autostrada. I controlli dovrebbero esserci fatti, hanno fatto delle manutenzioni circa 4-5 mesi fa, come si vede hanno pitturato un attimo quei ferri che si vede del colore blu, una roba che non è una roba consistente.
Insicurezza che nasce anche dallo stato di abbandono e di incuria in cui si trovano le vasche di contenimento sotto le colonne. Qui, dove crescono liberamente le piante, non dovrebbe accumularsi solo l'acqua piovana, ma anche i liquidi inquinanti sversati in caso di incidenti. A smorzare le polemiche, ma a chiedere vengano fatti dei controlli, è anche il primo cittadino di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. È intenzione dell'amministrazione chiedere ai gestori una verifica sulla staticità e sulla stabilità delle infrastrutture per la sicurezza in primis dei cittadini, di coloro che transitano e credo anche però per la garanzia e tranquillità del gestore. Tonon però vuole anche rassicurare. Il ponte crollato a Genova fu costruito dal 1963 al 1967. Questi piloni di cemento sono stati innalzati all'inizio degli anni 90 con inaugurazione del tratto autostradale oltre Vittorio Veneto Nord nel 1995. Un cemento e una struttura diversa, ma non solo. Genova, da quanto mi è stato spiegato da un paio di tecnici che ho interpellato, presenta una progettazione diversa rispetto ai nostri viadotti e soprattutto un traffico veicolare di traffico pesante lontanissimo anni luce rispetto a quello che abbiamo per fortuna, dico anche da un punto di vista ambientale, sui nostri due viadotti. Per cui mi hanno garantito dei tecnici che non sono tecnici di autostrade che la situazione è sicuramente diversa da quella di Genova. Ed ora l'attentato alla sede della Lega di Treviso, pubblicate dal Gazzettino le foto dei due ordigni. La Procura di Venezia intanto indaga per tentata strage, intanto il K3 ci si prepara a riprendere la consueta attività. Le indagini della Procura distrettuale antimafia di Venezia che prendono avvio dopo la consegna degli atti da parte dei colleghi di Treviso con l'ipotesi di terrorismo e le foto pubblicate dal Gazzettino dei due ordigni posizionati sulla scala antincendio del K3 sede provinciale della Lega Trevigiana, la pentola a pressione piena di bulloni pronta a esplodere sul pianerottolo dove solo per un caso lunedì sera i 4 militanti che si sono riuniti a Fontane di Villorba per pianificare la festa del Carroccio di fine settembre non sono usciti a prendere una boccata d'aria come spesso accadeva e quel che rimane della bomba carta fatta esplodere ancora sabato mattina, ordigni che per gli esperti sono pienamente compatibili con le modalità delle cellule anarchiche come quella che sul web ha rivendicato l'attentato e che farebbe parte della Federazione Anarchica Informale. Al K3 dopo la pausa di Ferragosto si ricomincerà la consueta attività ma con una consapevolezza e un'attenzione diversa. Adesso c'è da guardarsi un po' in giro, ma non solo nella sede della Lega ma anche in altre parti, perché se è preso di miro, faccio per dire, un gruppo politico può essere in qualsiasi posto o altro. Mi dispiace che non ci sia un confronto, una dialettica sulle discussioni, ma ci sia proprio quest'opera definitiva giustamente di terrorismo, perché far male alle persone, questo penso sia l'ultima cosa che uno possa fare, perché torniamo indietro negli anni di piombo e questo non va bene, perché una democrazia che si è costruita con delle persone che sono morte, che hanno dato la loro vita, proprio non va bene. Giuseppe Canova era qui lunedì sera e tra quelli che hanno rischiato di incappare nell'ordigno, ma si dice tranquillo. Siamo sereni che sia a Roma sia nel territorio stiamo facendo un lavoro importante e del cambiamento e magari è questo che a questi signori disturba, però noi andiamo avanti per la nostra strada in serenità. Potrebbe aver frenato improvvisamente notando un autovelox a bordo strada, autovelox che poi era finto. Matteo Contadini, il motociclista di Este, morto durante una tragica gita sulle strade del Bellunese ieri. Sentiamo. Una frenata improvvisa e imprevista lungo un tratto di rettilineo della strada regionale 48. Matteo Contadin, 43 anni, appassionato motociclista di Este, era in viaggio verso Passo Tre Croci quando ha inchiodato la sua potente BMW, compagna di tante avventure, forse impaurito per un finto autovelox, un bidone piuttosto alto dipinto di blu e arancione posto lungo la strada. Travolto dalla motociclista che lo seguiva, Matteo Contadin ha invaso la carreggiata opposta con la moto finendo contro l'auto che sopraggiungeva. Il Centauro è finito ancora più lontano, un colpo fatale alla testa ha reso vani i tentativi di soccorso e il disperato volo dell'elicottero verso l'ospedale di Treviso. La dinamica dell'incidente adesso è il vaglio della polizia stradale che ha sequestrato il finto autovelox posizionato circa un mese fa. Grande il dolore a Este dove Matteo Contadin lascia la compagna e una figlioletta.
Ieri sera a Bassano del Grappa in tanti hanno preso parte alla messa in ricordo di Luca Russo, il giovane ingegnere bassanese morto un anno fa nel terribile attentato di Barcellona. Vediamo. C'è anche Marta Scomazzon, la fidanzata di Luca Russo, il 25enne morto un anno fa nell'attentato di Barcellona, tra i coristi che ieri hanno cantato alla messa in memoria dell'ingegnere bassanese. Ancora comunque basta, come possa essere già passati anni. Siamo partiti insieme per la nostra vacanza e siamo tornati su 2 aerei diversi. Non che fossi sola, certo, c'era parte della mia famiglia con me, ma Luca non c'era. Il vuoto che ha lasciato è difficile, se non impossibile da colmare. È difficile inoltre trovare un senso a queste tragedie, anche perché forse un senso non ce l'hanno. Già, un senso non ce l'hanno, un senso di speranza davanti a una chiesa di San Francesco Gremita però c'è. Una bellissima testimonianza è quella di Marta, che anche stasera ha saputo trasformare il dolore, la sofferenza, il senso di perdita, di mancanza e anche la rabbia in sentimenti positivi, in condivisione, in solidarietà, in capacità di guardare avanti e di guardarsi anche attorno, guardando anche le altre situazioni di sofferenza verso le quali avere attenzione e poter dare una mano. Penso sia il mio modo per cercare di far continuare Luca, di farlo vivere ancora, insomma, tra di noi e aiutando delle persone che hanno più bisogno, insomma. Nello specifico sarà finanziata una scuola per infermieri in Kenya, a Nanyuki, dove già tanti volontari bassanesi stanno prestando aiuto, e per Luca sarà piantato un albero il prossimo 16 settembre al Giardino Parolini. Un albero dedicato a Luca che appunto vuole rappresentare la vita che continua e che rifiorisce ogni primavera. Questi luoghi ci invitano a pensare la vita nell'ottica di qualcosa che cresce, che deve maturare, che deve germogliare, che deve essere coltivato. Ecco. A partire da tutto questo forse ricomprendiamo anche l'esigenza del perdono, che è sempre necessario per ricucire, perché siamo stanchi di cose e di persone che si devastano, che ci devastano, che devastano. Ecco. Ma non hanno devastato i cuori di tutte le persone che ieri si sono strette in una preghiera corale. Andiamo ora a Chioggia con la cronaca, perché ieri una donna si è presentata al locale commissariato di polizia per denunciare il marito che poco prima, durante una lite in casa, le aveva puntato una pistola alla tempia minacciandola. Dal racconto della signora i poliziotti hanno appreso che erano numerose le liti tra i due coniugi in procinto di separazione, ma che mai fino a quel momento l'uomo si era spinto così oltre. I poliziotti, dopo aver appreso i fatti, hanno quindi raggiunto la casa coniugale, dove hanno eseguito una perquisizione alla ricerca arma che è stata ritrovata. Si tratta di un simulacro di pistola, una scacciacani, che è stata prontamente sequestrata. L'uomo, ammonito dagli agenti, si è giustificato dicendo che non voleva fare del male alla moglie. È stato comunque denunciato per minaccia aggravata. Il marito, 45 anni, di Chioggia, sta già scontando una misura alternativa a obbligo di dimora per fatti precedenti e non si esclude quindi che questa denuncia possa ulteriormente aggravare la sua posizione. A Belluno, ora, dove una pattuglia delle volanti è intervenuta ieri sera in via Vittorio Veneto per la segnalazione della presenza di una persona sospetta che imbrattava cartelli stradali ed insegne di esercizi commerciali con delle bombolette spray. È stato subito individuato e fermato appunto dalle volanti. Si tratta di un feltrino di 22 anni, residente a Mel, già noto alle forze dell'ordine. Aveva già imbrattato cassonetti, cartelli stradali ed un autovelox prima di essere fermato. È stato denunciato per imbrattamento aggravato. Peraltro la posizione del ragazzo potrebbe ulteriormente aggravarsi, in quanto lo scorso 29 luglio era stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale quando aveva tentato di sfuggire ad un controllo di una pattuglia delle volanti, lanciandosi con l'auto a folle velocità per le strade di Belluno.
Nel Vicentino ora con una vicenda piuttosto singolare, senza lavoro da tempo, ma a suo carico risultano intestate una cinquantina di automobili. 49enne romeno è stato indagato. Sentiamo. Grisignano di Zocco arriva ad avere fino a 49 auto intestate, ma lui è disoccupato. È indagato per favoreggiamento personale e riciclaggio da diverse procure un 46enne romeno residente nel Vicentino. Auto che probabilmente lui non avrebbe nemmeno visto e tanto meno guidato, ma lui intestate nel registro automobilistico. Addirittura, secondo quanto sarebbe emerso, sarebbero risultati di sua proprietà delle auto usate da banditi per scappare dopo furti e rapine, o ancora delle berline provenienti dall'estero ma reimmatricolate in Italia e probabile provento di furto. Ancora cronaca dal veneziano, incendio di un canneto questa mattina a San Giuliano sul bordo della laguna, tante le chiamate ai vigili del fuoco per l'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, ma ci aggiorna in diretta da Venezia Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno da Mestre, dove da questa mattina dalle 8:30 sono centinaia le chiamate giunte al centralino dei Vigili del Fuoco di Mestre. Da questa mattina, infatti, dalle 8:30 appunto, infatti è in corso un vasto incendio lungo la barena di fronte a San Giuliano. A prendere fuoco il canneto e le sterpaglie che si trovano lungo l'area e si trovano per esattezza in una posizione il cui accesso risulta difficile anche per gli stessi pompieri. Nello specifico questa zona è quella che parte dalla ciclabile che collega Passo San Giuliano fino a Campalto. Ancora da stabilire, dicono i pompieri, le cause dell'incendio che ha generato decisamente molto fumo e visibile a diversi chilometri di distanza. Forse un mozzicone di sigaretta gettato incautamente da un passante o da un ciclista, o forse una bottiglietta di acqua che con il sole e le alte temperature di queste ore può generare addirittura l'innesco di un incendio e farlo propagare con il classico effetto specchio. Questa la spiegazione dei vigili del fuoco, che naturalmente si sono recati subito sul posto con l'autobotte e anche con l'elicottero. Maggiori dettagli nel corso del TG della sera. E da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Bene, allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi con la seconda parte del telegiornale, tra poco. Vetro. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri notiziari. Torniamo a Treviso, vogliamo essere equiparati alle altre forze di polizia. L'appello del comandante della polizia locale trevigiana dopo l'ennesimo episodio di aggressione a 2 agenti. Sono 12 dall'inizio dell'anno i vigili di Treviso finiti all'ospedale in seguito ad aggressioni e non possono nemmeno essere dotati di strumenti di tutela perché il loro contratto li equipara a qualsiasi altro impiegato comunale. Sentiamo. Un uomo che cammina in via dei Dall'Oro con i pantaloni abbassati. La segnalazione di alcuni residenti fa intervenire gli agenti della polizia locale di Treviso che lo fermano e gli chiedono i documenti. A questo punto l'uomo, 33 anni, originario del Gambia, con cittadinanza italiana, ha reagito con inaudita violenza, aggredendo gli agenti con pugni, calci, gomitate. Dopo 2 minuti di colluttazione, anche grazie all'uso dello spray al peperoncino, i vigili sono riusciti a bloccarlo. Il 33enne è stato arrestato, ma i 2 agenti sono dovuti andare al pronto soccorso per lesioni con una prognosi di 5-7 giorni, episodi di violenza che si verificano con sempre maggior frequenza. 12 casi non sono pochi nel giro di 8 mesi, ma c'è anche una certa aggressività che porta i nostri agenti a dover subire queste aggressioni con ricoveri ospedalieri. Di qui l'appello del comandante dei vigili urbani di Treviso affinché si ripensi al ruolo della polizia locale e alla tutela degli operatori che
attualmente hanno un contratto di dipendenti degli enti locali come qualsiasi altro impiegato comunale. Ritengo sia giunto il momento di fare una seria riflessione rispetto all'ordinamento giuridico che disciplina l'attività della polizia locale, equiparandola alle altre forze dell'ordine, anche per dotarla dal punto di vista operativo di quegli strumenti necessari per garantire la loro incolumità. Penso solamente all'episodio di ieri sera. Se i nostri agenti avessero avuto a disposizione un manganello come ce le hanno le altre forze dell'ordine, avevano tutta la possibilità di potersi difendere e mantenere a distanza questo personaggio. Purtroppo ciò in questo momento non è possibile, proprio perché la normativa ce lo vieta. Parliamo ora del traffico, perché tra i primi rientri e nuove partenze quella di oggi è una giornata difficile sulle strade e autostrade della nostra regione, code fino a 6 km di lunghezza, traffico molto intenso e rallentamenti in vari punti della rete autostradale gestita da Autovie Venete, in particolare tra appunto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, traffico estremamente intenso anche in A4 in direzione Trieste, sia in direzione Trieste sia in direzione di Venezia, con una temporanea congestione tra la Tisana e il bivio A4 A23 a causa di un tamponamento tra 3 autovetture in corsia di sorpasso. L'incidente ha causato fortunatamente soltanto un ferito lieve, ma il traffico è rimasto bloccato per consentire la rimozione dei veicoli incidentati. Code sono poi segnalati in uscita al casello di San Dona di Piave, in entrata al casello di Latisana, mentre tra il nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione di Venezia si registrano ulteriori rallentamenti a causa del traffico molto intenso. E torniamo ora a parlare della emergenza West Nile. Si moltiplicano i casi di persone contagiate. Ieri a Padova c'è stato un vertice tra i sindaci e l'ULSS per mettere a punto una strategia in vista della riapertura delle scuole. Sentiamo. Più di 50 casi accertati di West Nile e nuovi casi quasi ogni giorno, alcuni gravi, sfociati in encefalite, una vittima est. È alta l'attenzione nel territorio dell'ULSS 6 padovana. A confronto nella sede di via Scrovegni si sono ritrovati i 29 sindaci dell'ex ULSS 16 da Padova ai comuni della Cintura e dei Colli Euganei. Tanti gli eventi estivi in programma in questi giorni e l'apertura delle scuole ormai alle porte. La situazione non è d'allarme, continuano a ripetere, va tenuta però sotto controllo con interventi costanti ribaditi nell'incontro. Continuare tutti quanti a prestare la massima attenzione, fare interventi antilarvicida perché non crescano le larve delle zanzare e degli interventi adulticidi, cioè quindi con l'aerosol, molto banalmente, e prestare attenzione con la partenza delle scuole. Dove si verifica un caso, la disinfestazione straordinaria è immediata. Numerose le ordinanze emesse dai sindaci, vanno rispettate, ribadiscono i primi cittadini. L'ordinanza, come dice il termine, ordina qualcosa e quindi dà anche eventuali sanzioni. Qua serve tanta collaborazione da parte dei cittadini, prima ancora che la coercizione nel voler imporre qualcosa. Serve una collaborazione fattiva e piena, perché può bastare un sottovaso con un po' d'acqua stagnante a creare delle larve di zanzare che sono il vettore. E se l'assessore regionale Luca Coletto respinge al mittente le accuse lanciate dalle colonne di un giornale tedesco, da giugno teniamo sotto controllo il fenomeno con campionamenti continui, la certezza è che ci si trovi di fronte a un problema dovuto a un clima che cambia sotto gli occhi di tutti. Pioggia repentina quasi di giorno in giorno, sommata però a temperature alte, quindi il ristagno d'acqua produce l'ambiente ideale, l'Eden, per le zanzare. Bisogna far fronte a questa situazione che è obiettivamente nuova. Andiamo da Vicenza con il giro di vite dell'amministrazione comunale sul fronte della sicurezza nei quartieri, rafforzati i controlli. Vediamo.
Controlli di vicinato. Fra qualche mese anche Vicenza, come già altre città del Veneto, potrebbe vedere spuntare nei quartieri cartelli come questi e avere un'app dedicata sul proprio cellulare. Il nuovo pacchetto sicurezza dunque approda anche nei quartieri. In via Allende la presentazione del giro di vite del nuovo governo cittadino. Dopo il presidio fisso a Campomarzo si passa alla vigilanza nelle aree residenziali che mal digeriscono, soprattutto in questa zona, la presenza di cittadini stranieri. Bevono, schiamazzano fino alle 2-3 di notte, soprattutto nella parte finale di via Allende, e quando sono ubriachi non li controlli più. Sia rientrare alla sera, sia non siamo sicuri di niente. Forse non ti fanno assolutamente niente, però passare in mezzo a una trentina, 40 persone, insomma non è proprio simpatico. Il pacchetto illustrato prevede l'innesto di una decina di poliziotti alla squadra della municipale, ad oggi composta da 115 vigili e nuove telecamere. Qui via Allende e via Gandhi sono le due zone critiche della città dove c'è spaccio e non solo, e quindi abbiamo chiesto l'intervento appunto delle telecamere per videosorveglianza. Abbiamo già messo da parte 70.000 euro per l'acquisto delle due telecamere. Una terza con aiuti regionali arriverà su Monteberico. E poi a completamento del pacchetto l'avvio della vigilanza di prossimità, quella fatta dai cittadini, con un referente al quale segnalare le problematiche e che potrà mettersi direttamente in contatto con la municipale. Lavori di ammodernamento sulla linea ferroviaria Piove di Sacco Adria, sospesi i treni, attivati degli autobus sostitutivi. Sentiamo. La prossima settimana sarà sospeso il servizio ferroviario sulla tratta Piove di Sacco Adria per lavori di modernizzazione della linea. Durante questo periodo le corse dei treni saranno sostituite da autobus che effettueranno fermate a Cavarza, Recona, Pontelongo e Arzergrande. Lavori analoghi avevano già interessato la tratta tra Piove di Sacco e Mestre e fanno parte di un piano più ampio di ammodernamento del servizio. La linea resterà a binario unico, ma gli interventi permetteranno anche migliorie nei tempi di percorrenza. Ed era questo l'ultimo servizio, vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore sul Triveneto. A tutti un buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Pressione in rinforzo e dunque bel tempo su tutto il nostro territorio. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, non si esclude qualche breve acquazzone di calore possibile sui rilievi, cielo sempre sereno o al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile, solamente con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 32 e 34 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole specie al mattino e con accesa instabilità invece a partire dal pomeriggio, con temporali possibili un po' ovunque, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime sui 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.